Interventi di messa in sicurezza fluviale a Carasco, terminati sullo Sturla, si lavora per rinforzare la scogliera Rivarola. Prima dell'inverno prevista anche la pulizia degli argini. Arrivano i fondi per la riqualificazione energetica del plesso scolastico di Via Lombardia Sestri Levante. Sarà dotato di un pavimento che trasforma l'energia cinetica in energia elettrica. La Regione attende da Trenitalia le spiegazioni circa i disagi del 16 agosto, quando 23 treni sono stati cancellati in un'unica mattinata, incontro previsto per la metà di settembre. Quasi 200 pellegrini a Roma per l'annuale appuntamento dedicato ai cresimati rinnoveranno la propria fede sulla tomba degli Apostoli, 2 momenti di ascolto previsti nelle serate. 2500 bimbi senza identità nella sola Aleppo, la drammatica condizione dei piccoli denunciata dal vicario apostolico in Siria al meeting di Rimini, inerte la comunità internazionale dopo 8 anni di guerra. Le modifiche alla viabilità per Virtus Entella Livorno di sabato sera, una novità nelle disposizioni della Polizia Municipale rispetto agli anni precedenti. Buonasera a tutti, ben arrivati a Tigullio oggi. Il Comune di Carasco è al lavoro per implementare la sicurezza degli argini fluviali con intervento di rinforzo in alcune zone particolarmente critiche. L'intenzione è quella di prevenire per quanto possibile l'impatto di possibili eventi e calamità naturali. Sentiamo. Interventi mirati per ridurre al minimo il rischio idrogeologico. Carasco si prepara così alla stagione invernale con lavori di rinforzo degli argini fluviali. A giugno erano iniziati quelli sulla sponda sinistra, guardando verso il mare, del torrente Sturla, nei pressi del nuovo ponte, finanziati con 1 milione di euro dalla Protezione Civile. È stato terminati i lavori mettendo dei massi enormi, cementificati come ci ha chiesto e ci ha dettato il piano di bacino, e siamo andati a chiudere la finestra in località Pian di Rocco, dove ci sono delle fabbriche, era quella che aveva creato la criticità nell'alluvione del 2014. Altro intervento di rinforzo in zona Rivarola, sulla scogliera che contiene l'Entella, dove i lavori sono stati interrotti per lo status di sito di interesse comunitario, in virtù della fauna ittica presente nel torrente. Abbiamo iniziato a rimettere a posto la scogliera che si era ammalorata nel 2011, con delle risorse dall'accisa della benzina. La Regione Liguria ci ha stanziato 280.000 euro, ce ne mancano ancora 220 per finire l'opera. Abbiamo fatto il primo lotto, ora dovremo terminarlo perché siamo stati obbligati a sospendere in quanto lì essendo zona SIC per salvaguardare la fauna ittica, e speriamo di riprenderlo qua a settembre prima che inizi la stagione delle piogge. L'ufficio tecnico del comune ha anche fatto una richiesta alla Regione di 100.000 euro da utilizzare per la pulizia degli argini. Abbiamo constatato che ci sono tanti arbusti e tante piante che stanno rendendo difficile il deflusso delle acque. È un lavoro importante e urgente da fare perché si sta avvicinando l'inverno e abbiamo paura che succedano di nuovo gli eventi che si erano verificati nel 2014. Noi purtroppo siamo un comune che siamo in confluenza con 3 torrenti, Sturla, Graveglia e Lavagna, che poi diventa Lentella, e abbiamo visto che ci sono un grande piante che stanno creando delle criticità. Rimaniamo in tema perché da lunedì prossimo inizieranno le verifiche e i sondaggi lungo gli argini del torrente Rupinaro a Chiavari, finalizzata alla redazione del progetto definitivo di messa in sicurezza del fiume. Ad eseguire gli interventi saranno i tecnici del raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi per lo scopo. Muniti di tesserino di riconoscimento procederanno ad entrare nelle proprietà private insieme al personale comunale per consentire lo svolgimento dei sondaggi degli argini e delle aree adiacenti. I proprietari delle aree indicate potranno assistere alle operazioni anche mediante persone di fiducia. Dal 26 agosto inizieranno a decorrere i 60 giorni consecutivi per la redazione del rilievo topografico e del report delle attività di indagini sulle opere spondali. La scuola di Via Lombardia a Sestri Levante si doterà di un impianto energetico all'avanguardia che ridurrà drasticamente i consumi e la produzione di anidride carbonica. Il Comune ha ottenuto i finanziamenti necessari ai lavori di riqualificazione per l'istituto che inizieranno il prossimo anno. Un sistema di ventilazione naturale, un tetto verde ed un pavimento che trasforma l'energia cinetica in energia elettrica. Sono alcune le più curiose novità in vista della riqualificazione della scuola di Via Lombardia a Sestri Levante.
Un progetto ambizioso che sarà avviato il prossimo anno, perché ormai l'inizio delle lezioni è imminente, ma che, a conti fatti, permetterà di risparmiare il 75% di anidride carbonica emessa nell'atmosfera e un abbattimento quasi definitivo del metano necessario alla climatizzazione dell'edificio. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di ventilazione naturale, la creazione di un tetto verde capace di assicurare il giusto isolamento termico, la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con alta e maggior resa e minor consumo. Inoltre consentirà anche l'installazione di un impianto di energia rinnovabile destinato ad assicurare le quote indispensabili al funzionamento della struttura scolastica e la sostituzione degli attuali serramenti con nuovi di ultimissima generazione che riducono la dispersione del calore. In alcune aree della scuola è prevista poi l'installazione di una nuova pavimentazione capace di trasformare l'energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita, brevettata da una start-up italiana. I lavori sono resi possibili grazie al contributo di oltre 520.000 euro che il Comune di Sette Levante ha ottenuto con il progetto presentato lo scorso anno, per una spesa totale di circa 770.000 euro. Inizieranno nell'estate del 2020, proseguendo eventualmente nell'autunno, nelle parti non necessarie allo svolgimento della normale vita scolastica. I lavori si integrano con il progetto di riqualificazione della palestra di Via Lombardia, che prevede la costruzione di nuovi locali per il pubblico, con servizi igienici e tribuna, in modo da poter omologare gli impianti alle norme CONI. E intanto l'ufficio scolastico regionale ha pubblicato le nomine dei nuovi presidi recentemente nominati. Molte riguardano le scuole del nostro territorio, in particolare gli istituti comprensivi. Donatella Arena, rapallese, oggi collaboratrice del dirigente Giacomo Daneri all'Istituto Comprensivo di Rapallo, diventa dirigente scolastico all'Istituto Comprensivo di Sestri Levante. A Sestri era reggente Luigina Fernanda Paola Cerrina, titolare del Comprensivo Chiavari 1 della Torre. Anche nel caso di Chiavari, comunque, Cerrina lascia il posto ad una nuova nomina, quella di Manuela Carli. Finisce la reggenza anche al comprensivo di Andrea di Casarza Ligure, dove arriverà Caterina Balli. All'Istituto Comprensivo Valli e Carasco viene assegnata Felicita Foglia. Francesco Codebò va in pensione. A Lavagna è stata nominata Valentina Dell'Aquila. All'Istituto Comprensivo di Cogorno torna un preside di ruolo, Francesca Vetrugno. Dirigente del Comprensivo di Cicania è stata nominata Anna Grimaldi da Salerno. I nuovi nominati entreranno in servizio dal 1° di settembre. 7 giovanissimi di origine straniera sono stati arrestati dalla Polizia di Genova e processati questa mattina per direttissima, sottoposti all'obbligo di firma. I ragazzi neomaggiorenni o poco più sarebbero stati gli autori di un furto messo a segno ieri al liceo Cassini Colombo in via Peschiera a Genova. All'interno della scuola la banda avrebbe sottratto 5 televisori da 55 pollici installati a parete, numerosi tablet e altro materiale elettronico per un valore di circa 20.000 euro acquistato per il nuovo anno scolastico. È stato sottoscritto questa mattina a Genova l'accordo tra la Prefettura di Genova e l'Agenzia del Demanio per la destinazione ad uso governativo e la ristrutturazione dell'ex caserma Rosalino Pilo di via Innocenzo IV a Carignano. L'immobile sarà destinato ad ospitare gli uffici della Prefettura, Questura e della DIA. Il progetto consentirà di assicurare una collocazione razionale ed organica degli uffici e di eliminare le spese per fitti passivi dei locali attualmente utilizzati, pari ad una somma annua di quasi 500.000 euro. Il cronoprogramma prevede la realizzazione della nuova sede entro il 2022 con una spesa complessiva di 6.500.000 euro sostenuto dall'Agenzia del Demanio con fondi MEF. 200 euro per abbandono di rifiuti e 200 euro per conferimenti non corretti è l'ammontare complessivo della sanzione che dovranno pagare 2 marinai in servizio su uno yacht da 75 metri alla fonda del Golfo di Portofino per aver abbandonato rifiuti al porto di Santa Margherita Ligure per poi allontanarsi. Il verbale è stato elevato questa mattina e subito saldato. I due erano stati avvistati mentre scaricavano sacchi neri della spazzatura dal tender in piazzale Cagni da un cittadino. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti della polizia locali sono riusciti a risalire all'imbarcazione di proprietà di un armatore straniero e con la collaborazione della Capitaneria di Porto è stato possibile individuare la posizione dove era ormeggiata e notificare i verbali al comandante. L'equipaggio di questo yacht si era già reso protagonista di un fatto analogo qualche tempo fa sulla banchina di Portofino.
Gli incontri tra Regione, Trenitalia e le associazioni dei consumatori sono un appuntamento fisso per verificare lo stato del servizio e raccogliere eventuali segnalazioni. Alla luce dei disservizi pesanti dello scorso 16 agosto, quando 23 treni vennero cancellati in un'unica mattinata, il prossimo appuntamento, che sarà a metà di settembre, assume una valenza sicuramente maggiore. Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino. È stata come una tempesta perfetta quella del 16 di agosto, però è stato un episodio unico perché in oltre 4 anni e passa che sono assessore dei trasporti mai era successa una vicenda di questa portata e dal pomeriggio dello stesso giorno però si è tutto normalizzato e quindi il fatto rimane grave, è chiaro, però lo dobbiamo circoscrivere ad una mattina. Anche tenendo in considerazione che la regione Liguria è una delle regioni con la più bassa percentuale di cancellazioni, questo anche perché monitoriamo costantemente il servizio e il nostro discutere con Trenitalia è all'ordine del giorno. Ciò non toglie che è un fatto che non doveva capitare, che è accaduto ed è molto grave, per cui ci siamo subito attivati con un confronto serrato con Trenitalia, la quale appunto ci dovrà dire che cosa è successo. Ho già anche anticipato, anche per scritto a Trenitalia, che un altro episodio di questo genere potrebbe portare ad una valutazione se rescindere o no il contratto, perché è una mancanza contrattuale molto grave. Poi è chiaro che nessuno vuole lasciare la regione Liguria senza trasporto ferroviario, però è anche chiaro che Trenitalia non può approfittarsi di questa situazione per non mettere in atto iniziative volte alla riorganizzazione del suo personale, quindi per far sì che episodi di questo genere non avvengano più in futuro, perché sarebbero intollerabili. Le associazioni dei consumatori chiedono l'apertura di un tavolo di confronto. Avete in programma iniziative di questo genere? Ma il tavolo di confronto con le associazioni, ad esempio con i comitati dei pendolari, esiste dal 2016, è stato da me voluto proprio per capire le loro esigenze, per spiegare, per trasferire a Trenitalia le loro richieste, perché laddove possibile sono sempre anche state accettate. Quando la prima cosa che faremo è avere un incontro con Trenitalia entro i primi 15 giorni di settembre, per poi incontrare naturalmente da una parte i sindacati e dall'altra parte le associazioni dei consumatori per verificare e per trasferire loro le spiegazioni che ci sono state date. Noi applichiamo il contratto che prevede che oltre una tot percentuale di disservizio scatti anche il rimborso, ma ripeto, essendo stato un episodio unico, dobbiamo capire col nostro ufficio come incide questo sul contratto, nonostante 23 treni cancellati in una mattina siano una cosa gravissima. Sono 195 i pellegrini della diocesi di Chiavari che lunedì partiranno per Roma. Si tratta dei cresimati e dei cresimandi delle parrocchie del territorio, accompagnati dai sacerdoti e dagli educatori che li hanno guidati nel loro cammino di fede. Il programma della 3 giorni culminerà con l'udienza generale con Papa Francesco. Sentiamo. Il significato è indubbiamente il fondare la nostra fede sulla roccia di Pietro e sulla passione per l'annuncio del Vangelo dell'Apostolo Paolo, perché la nostra fede non è una fede astratta, ma una fede che è fondata su Cristo e che è portata a noi grazie a dei testimoni come appunto gli Apostoli e tra questi Pietro e Paolo. E ricordarci che dopo Pietro c'è stata una storia che è arrivata sino a noi e a Papa Francesco, lui custode del gregge del Signore, custode della nostra fede, e andiamo a trovare lui che, come Gesù ha detto a Pietro, e noi lo chiediamo ora al suo successore, possa confermarci appunto nella nostra fede. Quanti sarete? Saremo 195, che è un numero molto alto, siamo alla 6ª edizione di questo momento che è nato forse un po' così in sordina, ma che negli ultimi anni, complice anche 2 anni fa l'evento eccezionale dell'udienza privata che ha concesso il Papa ai giovani dell'ora, ha visto un aumento esponenziale, e 195 è un numero bello, un numero che fa riflettere su quanto comunque questo pellegrinaggio, che non è una cosa scontata, un po' anche, se vogliamo, diverso rispetto alle esperienze dei campi, però comunque è un evento atteso e che suscita interesse nei ragazzi, ma anche negli educatori e nei sacerdoti che lo propongono a loro.
Nelle 2 sere che trascorrerete a Roma, 2 appuntamenti con altrettanti ascolti. Sì, la prima sera incontreremo Federica Ancona, che è una ragazza ed è stata uditrice all'ultimo sinodo dei vescovi proprio sui giovani. Porterà la sua testimonianza di quello che è stata un'assise, una riunione dei vescovi che hanno proprio parlato dei giovani, quindi l'attenzione della Chiesa sui giovani portata a quelli che adesso inizieranno il percorso proprio dei giovani, cioè quindi proprio rivolto a loro. Mentre la seconda sera incontreremo Arturo Mariani, che è un ragazzo che è nato senza una gamba. Attraverso lo sport non si è dato per vinto e lui è un campione di calcio della nazionale amputati, come dire che anche se a volte ci sono dei difetti fisici, questo però non vuol dire che allora la vita ha meno valore, la vita ha meno bellezza. Ora apriamo una finestra sulla situazione internazionale. Al meeting di Rimini sono state raccontate le storie dei bimbi senza identità in Siria, vittime di oltre 8 anni di guerra. Solo ad Aleppo sono almeno 2500 i piccoli in questa condizione. Ad aiutarli i francescani. L'attenzione è stata posta su di loro, ma anche sull'inerzia della comunità internazionale dinanzi a questa situazione. Aleppo, sino a pochi mesi fa, veniva considerata la città più pericolosa del mondo, al centro della guerra tra forze leali ad Assad, ribelli e miliziani jihadisti. Migliaia ora sono i bimbi senza identità, almeno 2500 solo nella capitale del nord, sino a 30.000 in tutta la Siria, nati da combattenti venuti dall'estero, orfani di questo conflitto che ha distrutto e diviso migliaia di famiglie. I francescani hanno attivato un progetto Nome e Futuro proprio per tentare di dare sostegno a questi piccoli che hanno un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni. Si tratta di bimbi che non sono registrati, non hanno frequentato una scuola e alcuni di loro sono disabili. Finora nei 2 centri gestiti dai francescani sono arrivati più di 1000 bambini, ma almeno 200 sono in lista d'attesa. Tutti hanno subito pesantissimi traumi, hanno visto gente morire nei combattimenti, hanno perso i genitori, frequenti anche i casi di abusi sessuali. Monsignor Giorgio Abukazen, vicario apostolico di Aleppo, intervenuto al meeting di Rimini, spera che ora la comunità internazionale intervenga per far cessare la guerra in Siria, ma denuncia che soprattutto l'Unione Europea sinora in sostanza non ha fatto nulla. Siamo stati in un periodo abbastanza in pace per 1 anno e mezzo quasi e qualche mese fa hanno cominciato di nuovo a bombardare questi quartieri, bombardano la Cieca perché li hanno armati di nuovo con armi sofisticate, armi moderne, anche a lungo raggio, quindi arrivano. Poi nella vita di ogni giorno, purtroppo con queste sanzioni fatte contro la Siria, tocca alle famiglie nella loro vita di ogni giorno. Cioè il gas da cucina, per esempio ogni famiglia può avere ogni 23 giorni una bombona di gas, la benzina è lo stesso 100 litri di benzina al mese, quindi il caro vita, molte medicine non si trovano più, quindi la popolazione, veramente si vede che la popolazione è più stanca. Molte comunità diocesane celebrano con solennità la memoria di San Bartolomeo Apostolo. Nella comunità di San Bartolomeo della Ginestra domani mattina alle 11 la Santa Messa sarà presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini. Nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Leivi domani alle 18 la Santa Messa e la processione con l'Arca del Santo. Seguirà una serata insieme nel salone parrocchiale. Festa di San Bartolomeo anche a Statale di Ne, domenica la messa alle 11 e nel pomeriggio alle 17 la processione con l'Arca del Santo e il Crocifisso. Andiamo ora a Recco attraverso la notizia che trovate pubblicata anche sul nostro sito teleradiopace.com. Inizia infatti domani a Recco il cammino in preparazione alla festa di Nostra Signora del Suffragio. Alle 16:45 nel Santuario Mariano sarà accolta l'Arca della Madonna accompagnata per il suo ingresso dai confratelli, dai rappresentanti dei quartieri cittadini e salutata dai tradizionali 21 colpi e dal suono delle campane. I ragazzi dei quartieri effettueranno l'alzabandiera sul Ponte del Suffragio. Alle 17 sarà celebrata la Santa Messa. La statua della Vergine sarà ancora priva dei gioielli ex voto che la adorneranno l'8 settembre, giorno della festa.
Ora sfogliamo l'agenda di Telepace con tutti gli appuntamenti. Appuntamenti in agenda per sabato 24 agosto. Torna il Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni a Chiavari, in via Rivarola, con le bancarelle provenienti da varie regioni d'Italia, che saranno presenti dalle ore 10 alle 20. Visite guidate alla chiesa di San Michele di Pagana ad Apallo. 2 le possibilità di orario, alle 10:30 e alle 17. La guida sarà il collaboratore della parrocchia Vittorio Mizzi. Hello Frank a Rossillo Marzo avrà inizio alle 17:30 nel cuore del paese. Ci saranno il cantastorie Franco Piccetti e la cantante Emanuela Musante. A Lavagna torna il mercatino dei prodotti artigianali Creativamente in Libertà, che si svolge dalle 18 a mezzanotte in Piazza della Libertà. Ombre di Jazz, la serata musicale in ricordo della cantante Federica Tassinari, sarà a Bogliasco in Piazza 26 aprile. Alle 18 l'incontro con Federica Masu, che si esibirà poi alle 21 in un concerto di chitarre. Nei locali dello Spazio Aperto a Santa Margherita Ligure avrà inizio alle 18 l'incontro con Alessandro Rivali, che presenterà il suo libro Ho cercato di scrivere paradiso, dedicato alla figura di Ezra Pound, riscoperto attraverso le conversazioni con la figlia. 42esima sagra della patata di rocca tagliata a Neirone, nei boschi di Corsiglia. Dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e alle 20 si balla con Luca Parpagliola e le Paesanelle. Seconda serata per la festa di San Bartolomeo a Statale Linè. Cena all'aperto e musica dal vivo con karaoke e con Roberto Rossi dalle 19. Dalle 19 in piazza San Siro a Santa Margherita Ligure si terrà una serata di beneficenza a favore della parrocchia di San Siro, organizzata dal comitato Festa della Primavera. 16ª edizione di Sori Solidale, la 4 giorni di festa, musica e stand gastronomici, il cui ricavato va all'associazione Gigi Ghirotti, impegnata nel sostegno dei malati terminali e di SLA. Dalle 19 nella zona pedonale di Sori. DJ live ad Apallo, al chiosco della musica. Si balla sul lungomare Don Roberto Ferrari. Ospite la cantante costaricana Cecilia Gail. L'inizio alle 21. Il festival Armonie Sacre, percorrendo le terre di Liguria, organizzato da Apallo Musica, fa tappa a Borzonasca, nella chiesa parrocchiale del Santissimo Crocifisso, con il gruppo vocale Bequadro, diretto da Giuseppe Manzini. All'organo sarà Cristian Tarabia. L'inizio alle 21:15. Sarà recuperata alle 21:30 la terza tappa della Sea to Sky, la gara di nuoto in mare e corsa fuoristrada, partenza dalla spiaggia di Trelo a Rapallo. Il Comitato Festa della Primavera di Santa Margherita Ligure organizza una serata di solidarietà a sostegno della parrocchia di San Siro per le spese sostenute per la realizzazione dell'ampliamento e della ristrutturazione delle opere parrocchiali. L'appuntamento è per domani alle 19:30 in piazza San Siro, dopo la cena al ballo liscio in piazza. Nel secondo anniversario dalla scomparsa di Elio Garbarino, la famiglia, insieme al Villaggio dei Ragazzi, invita amici e conoscenti ad un momento di preghiera che si terrà martedì alle 20 al centro di San Salvatore. Nella frazione di Allegrezza Santo Stefano d'Aveto domenica si farà memoria del 75esimo anniversario della scomparsa del partigiano Silvio Berto Solimano, medaglia d'oro della Resistenza. Alle 10 nella chiesa parrocchiale sarà celebrata la Santa Messa, alle 10:45 si terrà l'orazione ufficiale che sarà tenuta dal consigliere comunale di Santa Margherita Ligure Guglielmo Caversazio. Quindi la deposizione della corona d'alloro sul cipo dedicato al partigiano Berto. Per l'occasione il comune di Santa Margherita Ligure ha messo a disposizione un pullman in partenza domenica alle 7 da piazza Mazzini. E ora veniamo allo sport, pronta al debutto nel campionato di Serie B. La Virtus Entella domani sera alle 21 ospiterà allo stadio comunale di Chiavari il Livorno. Come ogni anno le partite casalinghe dei biancocelesti comporteranno alcune modifiche alla sosta e al transito nelle zone adiacenti allo stadio. Sentiamo. La sistemazione dei divieti è praticamente la stessa dell'anno scorso. C'è una piccola variante che tutti i divieti scattano da 5 ore prima dell'evento sportivo, no? Quindi da 5 ore prima. Questo per evitare confusione, prima erano da 4 o da 5 ore prima. Quest'anno non ci saranno le partite dell'Albisola, quindi è un po' più facile per i cittadini seguire e non sbagliarsi. Ricordo che c'è la bacheca dell'Entella
metteremo anche probabilmente un pannello a messaggio variabile. Comunque c'è la bacheca dell'Entella in Corso Castaldi, dove ci sono sempre indicate le prossime partite, e tranne le amichevoli saranno solo quelle di calendario dell'Entella. Ricordiamo quali sono i divieti nello specifico? Sì, i divieti sono divieti di sosta che riguardano il piazzale a Monte del Campo, Corso Gastaldi, Corso Lavagna, via Damiano Chiesa e viale Casman. Diciamo, le partite hanno un'opzione A e un'opzione B. Quando le tifoserie sono numerose viene attivato su indicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, viene praticamente chiuso viale Casman, una carreggiata di viale Casman utilizzata per la sosta, messa a doppio senso l'altra, ma questo sarà solo per le partite più impegnative con tifoserie più numerose. E sempre in tema di variazioni per quanto riguarda la viabilità, 2 nuovi blocchi per evitare che veicoli penetrino ad alta velocità in zone pedonali sono stati posizionati questa mattina sul lungomare di Chiavari in zona Piazza Milano. 2 blocchi di circa 1 tonnellata, come quelli già presenti all'entrata di via Martiri della Liberazione lato Piazza Matteotti. Il comune di Chiavari ha disposto l'acquisto di una 60ina di queste strutture che stanno venendo posizionate gradualmente nelle varie entrate delle aree pedonali cittadine. Il fine non è solamente quello antiterroristico, ma anche per evitare immissioni accidentali di persone distratte alla guida o che perdano il controllo del mezzo. L'accesso alle aree non è completamente interdetto agli automezzi, la collocazione è effettuata in posizioni strategiche che scongiurano il rischio di entrare ad alta velocità, ma consentono ugualmente il passaggio dei mezzi sanitari o dotati di particolari permessi. YLab e Top9, consorzio senza fini di lucro costituito nel 2002 che supporta progetti di innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, lanciano il primo percorso di formazione per Football Data Analyst. Il corso si svolgerà a Chiavari dal 7 al 9 ottobre e l'11 e 14 novembre. Previsto anche il workshop Football Data Analysis il 18 settembre nella sede di YLab in via Davide Gagliardo a Chiavari. L'idea di un corso nasce dall'opportunità di fornire ai club di calcio professionistici italiani le nozioni e gli strumenti indispensabili per gestire efficacemente l'enorme quantità di dati generati dalla rivoluzione digitale. L'obiettivo è quello di gettare le basi per la creazione di una formazione di questa nuova figura professionale in grado di estrarre valori dai dati, trasformando i big data in smart data e utili alla strategia e alle attività dell'area tecnico-tattica della squadra. E concludiamo con una notizia che arriva da Lavagna, un pomeriggio di festa per tutti, la vediamo anche sul nostro sito, grandi e piccoli, persone con disabilità e amministratori locali, quanto è avvenuto a Lavagna sul tratto di Arenile, chiamato Tutti al Mare, attrezzato dal comune per le persone con difficoltà motorie. Alla festa animata da Liliana Cavallini di Arci Ragazzi hanno partecipato l'Anfas Tigulio Est, il Villaggio del Ragazzo, il sindaco e tanti rappresentanti dell'amministrazione comunale. Hanno collaborato i bagnini, gli operatori di Noi Andiamo, che hanno aiutato nell'organizzazione operativa, e i turisti che si sono uniti ai festeggiamenti e ai balli. I pastifici e le pasticcerie di Lavagna hanno offerto la merenda per tutti. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. L'informazione di Telepace torna domani mattina alle ore 9 sul canale 187 di Telepace News con il TG rassegna stampa e le prime notizie della giornata, e poi alle 12:45 con il telegiornale che andrà in onda sul canale 15 di Telepace 1. Questa sera vi ricordo la rubrica Noi Chiesa. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di serata.